Alla sommità di questa scalinata ci troveremo davanti la Malga Topley Work. Siamo in comune di Faedis, è un posto in alto, domina tutto il territorio, è meglio conosciuto come Malghe di Portsous e in questo posto si consumò una delle tragedie della seconda guerra mondiale, partigiani che ammazzano altri partigiani. Il 7 febbraio qui, davanti a me, accade qualcosa di incredibile. Un centinaio di gappisti salgono alle Malghe di Portsous, con uno stratagemma riescono a superare i controlli, arrivano qui e catturano i partigiani della Osoppo. Qui inizia la prima mattanza, perché ci saranno vari passaggi di questa tristissima vicenda. Bolla, Enea, Ado, Guidone, Aragona, Mache, Ateone, Massimo, Barletta, Portos, Cagliari, Rapido, Cariddi, Rinato, Hermes, Roberto, Flavio, Toni, Gruaro, Vandalo. Il sacrificio di questi patrioti che sono morti proprio qui, in questo posto, ha un valore notevole. Perché? Perché hanno difeso l'italianità, difendevano i valori di libertà, di italianità e di democrazia. Infatti all'interno dei reparti delle brigate Osoppo c'erano cattolici, c'erano monarchici, c'erano azionisti e quindi c'era una rappresentanza di quella che sarà poi la società che prenderà in mano l'Italia successivamente. Non dimentichiamo che in Friuli Venezia Giulia ci furono due esponenti della Osoppo che ricoprirono incarichi molto importanti. Alfredo Berzanti fu il primo presidente della regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia nel 1963, quando fu costituita. Il secondo presidente fu Antonio Comelli, anche lui un osovano. Quindi gli osovani hanno lasciato un segno molto importante nella storia del Friuli Venezia Giulia. Qui siamo a Bosco Romagno, è un bellissimo parco dove oggi le famiglie, i ragazzi si può correre e passeggiare in mezzo al verde. Questo è un bel parco. Perché siamo qui? Perché qui si è consumato l'atto finale della mattanza partita a Portsous. Tra i partigiani osovani uccisi c'era anche Guido Pasolini, fratello di Pierpaolo Pasolini. Guido Pasolini, prima di essere ucciso, riesce a scappare, viene ferito, ma poi viene catturato nuovamente. Nel giugno del 1945 ci furono i funerali di questi martiri e fu presentata una denuncia alla procura reale per i fatti di Portsous. Ci furono varie sedi processuali, alla fine si arrivò a condanne per 700 anni. Un decreto presidenziale del 1959 di amnistia mette fine a tutte le vicende processuali relative ai fatti di Portsous. Resta oggi solo il giudizio della storia.